È mercoledì 6 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Allora Marco, fra poco arriveremo da te per la lettura dei quotidiani regionali e non solo, perché daremo uno sguardo anche a quanto sta avvenendo, lo faremo anche nel corso della mattinata negli Stati Uniti per le elezioni statunitensi che ormai sono praticamente quasi all'epilogo, stando ai risultati che si hanno fino a questo momento con un vantaggio di Donald Trump. Intanto però cominciamo con la cronaca. Un principio di incendio è divampato ieri sera nel reparto di ostetricia e ginecologia del Policlinico di Palermo. Le fiamme, che sono già state domate, hanno interessato l'edificio 1 e sulla vicenda stanno adesso indagando i carabinieri. Adesso c'è la politica regionale, è stata approvata la manovra di bilancio spinta da 650 milioni con investimenti per sanità, comuni, città metropolitane, piccole e medie imprese ed interventi urgenti contro la siccità. Si registra anche il disgelo tra Schifani e Miccichè. Sentiamo e vediamo il servizio. Una spinta da 650 milioni di euro con investimenti per sanità, comuni, piccole e medie imprese. La Giunta Schifani ha approvato il bilancio di previsione e la legge di stabilità regionale con maggiori risorse per il sistema sanitario, interventi a contrasto della siccità, stanziamenti a favore degli enti locali, sbloccando anche le assunzioni nel corpo forestale. Per il secondo anno consecutivo, ha detto il presidente della regione Schifani, puntiamo ad approvare le due leggi entro la fine dell'anno per evitare il ricorso all'esercizio provvisorio e dare piena operatività fin dall'inizio del 2025 ai capitoli di spesa di tutti i dipartimenti. Il governo mira a contrastare le emergenze che attanagliano la regione a partire dalla crisi idrica e dall'insufficienza del personale medico in Sicilia e a rendere strutturali le misure per lo sviluppo e a favore delle imprese. La legge di stabilità vale circa 650 milioni di euro, di cui 550 sono stanziamenti in favore dei comuni, delle città metropolitane e dei liberi consorzi. A questi si sommano finanziamenti per il trasporto pubblico locale ed i collegamenti con le isole minori. Istituita anche un'agenzia per l'attrazione degli investimenti. Da segnalare infine il siparietto con bacio tra Schifani e Miccichè, che chiude anni di scontri e veleni. E adesso Marco, per vedere come stamattina i quotidiani regionali, immagino, affrontino proprio il tema della manovra. È proprio così, Angelo, lo vedete già fra poco, insomma, con la pagina del giornale di Sicilia, perché è l'apertura, quella della finanziaria, di tutti i quotidiani locali, perché ovviamente ci si concentra sulle misure che servono per il lavoro dei siciliani, ma anche sul valore di questa finanziaria, l'abbiamo sentito nel servizio di Tonino De Mana, 650 milioni. Andiamo sul giornale di Sicilia. Il titolo appunto è dedicato al lavoro, quello che un po' tutti ci auguriamo in Sicilia, che possa essere una manovra sblocca lavoro. Nel piano da 650 milioni che dovrà ora andare all'ARS tornano anche gli incentivi ai medici di frontiera, la sanatoria del bollo auto, dal concorso per 250 forestali annullato un anno fa, la stabilizzazione di altri 258 precari, la manovra del 2025 battezzata dal governo Schifani punta forte sull'occupazione. Titoli diversi li troviamo su Gazzetta del Sud, un po' più generalista il titolo, la finanziaria decolla, perché appunto questo poi in realtà è quello che è successo. Ha presentato il documento economico il governo Schifani con tutte le misure per il 2025. Intanto poi si parla anche di Messina, l'ingresso di Carreri nella giunta Basile. Andiamo sulla Sicilia di Catania, anche in questo caso, a parte il riferimento, poi ne parleremo tanto dopo, alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, una spinta da 650 milioni. Ecco, ci si concentra di più sul valore appunto di questa manovra, che è destinata a che cosa? Sanità, comuni, PMI e agenzia investimenti. E poi c'è anche l'ok a 5,3 miliardi del fondo sviluppo e coesione. Andiamo un attimo anche all'interno, alla prima pagina della Repubblica di Palermo, per farvi vedere il titolo, sempre dedicato alla finanziaria, soldi ai medici e stracciabollo. Ecco la finanziaria di Schifani, incentivi per i camici bianchi fuori sede e agevolazioni per chi non ha pagato la tassa automobilistica. Nella manovra varata
dalla Giunta spunta l'ente per attrarre gli investimenti, che però ha un costo, ci informano da Repubblica, Angelo, un costo di 1 milione l'anno. Continuiamo allora la nostra mattinata adesso con la cronaca giudiziaria, con la sentenza che riguarda l'ultima amante di Messina Denaro. Parliamo di Laura Bonafede, che è stata condannata a 11 anni e 4 mesi. La donna aveva negato di appartenere ad un'associazione mafiosa, dicendo di aver intrattenuto una sincera amicizia con il padrino. I pizzini hanno svelato chi era Laura Bonafede, donna di mafia fino al midollo, nonostante lei abbia cercato di sminuire dicendo di essere stata solo una buona amica di Messina Denaro. Ora è arrivata la condanna emessa dal GUP di Palermo Paolo Mandro a 11 anni e 4 mesi di carcere per la maestra di Campobello di Mazara, che dovrà risarcire tra le parti civili anche il Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione. Per la donna accusata in un primo momento di favoreggiamento, poi modificato in quello di associazione mafiosa, la procura aveva chiesto una condanna a 15 anni di carcere per mafia. La sentenza è stata emessa al termine del processo, che si celebrava in abbreviato. Laura Bonafede è considerata un tassello fondamentale della cerchia di protezione che ha consentito al boss di Castelvetrano di restare latitante per 30 anni, continuando a gestire affari e potere, ed è depositaria dei segreti del capomafia. Laura Bonafede è in carcere da 1 anno e mezzo, è figlia del defunto capomafia di Campobello Leonardo e moglie del mafioso Salvatore Gentile, ergastolano per avere commesso 2 omicidi su ordine di Messina Denaro. È madre anche di Martina Gentile, anche lei finita sotto inchiesta perché la rete di protezione del padrino è stata soprattutto una questione di famiglia. All'udienza di giugno, prima che il PM facesse la sua richiesta di condanna, aveva chiesto di parlare ed era stata la prima volta. Ha raccontato di essere nata in una famiglia mafiosa, vivendo in questo clima fin da bambina, ma di non averne mai fatto parte, anche perché, ha detto, le donne erano tenute lontane da certe situazioni e da certi contesti. Ha provato così a tirarsi fuori dalla contestazione di associazione mafiosa, iniziando a raccontare la storia di una lunga e innocente amicizia, quella con il boss Matteo Messina Denaro, partendo dal 1989, prima di sposarsi, di averlo visto più volte di nascosto, di avere passeggiato con lui, di essere stata felice con Messina Denaro, ma di non avere mai convissuto con lui. Ma per i magistrati la donna nasconde tanto altro ancora. Andiamo da Marco allora. Sì, perché anche questa, Angelo, è una notizia che tiene banco ovviamente sui quotidiani, perché se non ci fosse stata la finanziaria probabilmente sarebbe stata anche l'apertura di molti quotidiani locali. Andiamo su Repubblica Palermo, abbiamo scelto questa pagina interna del quotidiano per farvi vedere innanzitutto il titolo, conosci i segreti di Messina Denaro, l'abbiamo sentito anche nel servizio del nostro telegiornale, 11 anni alla maestra Laura Bonafede. Ma se andiamo a leggere anche all'interno del pezzo troviamo questi stralci che vi vogliamo leggere. Messina Denaro si fidava così tanto di lei che le aveva dato anche istruzioni per dopo la sua morte, ha detto il pubblico ministero Gianluca De Leo, che ha sostenuto l'accusa assieme al collega Pierangelo Padova. Lei gli scriveva: certo che farò quello che mi hai detto e la chiave la chiederò a Fragola. Ma poi nei suoi pizzini al latitante, abbiamo sentito anche nel nostro servizio, ritrovati dai carabinieri del ROS, ci sono tanti misteriosi riferimenti a persone e soprattutto a covi. Uno lo chiamavano il Tugurio, un altro il Limoneto. Insomma, questo la donna, appunto, leggiamo, era imputata di associazione mafiosa nei pizzini col boss, riferimenti appunto a persone e luoghi dove forse è stato nascosto un archivio segreto. E adesso torniamo a occuparci della strage di Altavilla, scontro tra la Procura di Termini Imerese e GIP, che ha disposto la scarcerazione di Giovanni Barreca, dichiarato incapace di intendere e di volere. L'appello della Procura al riesame: Barreca è pericoloso. Parzialmente incapace di intendere e di volere e con un elevatissimo grado di pericolosità. E questo, secondo l'esperto nominato dalla Procura, depositata il 3 novembre, il profilo di Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia, accusato di aver sterminato moglie e 2 figli insieme alla figlia maggiore e a una coppia di fanatici religiosi. Per questo, dalla Procura di Termini Imerese è stato depositato ricorso in sede di appello al Tribunale del Riesame contro la scarcerazione dell'uomo disposta dal GIP
per essere trasferito poi in una REMS a seguito della riconosciuta totale incapacità di intendere e volere. Secondo la procura siciliana, il giudice si sarebbe limitato a comunicare le sue decisioni senza interpellare gli inquirenti e dunque solo sulla base delle risultanze dell'elaborato depositato dal collegio peritale nominato dal GIP. Inoltre, con l'ordinanza, conclude la nota della procura, il GIP ha inizialmente disposto l'immediata liberazione di Barreca in attesa della individuazione della REM, applicando la misura della libertà vigilata, salvo poi adottare, sempre senza alcuna preventiva richiesta di parere, un successivo provvedimento correttivo, disponendo la permanenza della persona sottoposta a indagini in una sezione dell'istituto penitenziario. E allora la vicenda di Altavilla continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. Esattamente, e questi capitoli sono rappresentati anche ovviamente sui quotidiani. Abbiamo scelto la pagina interna della Sicilia, dove il titolo spiega già tutto sulla strage di Altavilla: mattanza satanica, appello della procura contro Barreca già scarcerato. Andando a leggere nelle pieghe di questo pezzo, come ha fatto anche nel suo servizio Roberta Lunghi, andando a vedere appunto ciò che ha chiesto la procura, l'impugnazione si è resa necessaria in quanto, ad avviso di questo ufficio, l'ordinanza e i conseguenziali provvedimenti integrativi e correttivi si pongono in antitesi con i principi concernenti il rispetto del contraddittorio processuale tra le parti, oltre a presentare profili di contraddittorietà e illogicità motivazionale. Andiamo alla fine del pezzo. L'esperto nominato dalla procura, fanno sapere i magistrati, sarebbe giunto a conclusioni differenti rispetto a ciò che è stato deciso fino ad ora e avrebbe definito Barreca parzialmente incapace di intendere e di volere, e questa è la chiave ovviamente della scelta della procura, con un elevatissimo grado di pericolosità. Adesso invece siamo alla ormai quella che è diventata una sorta di piaga per gli anziani, cioè le truffe, perché sono davvero tantissime. Dammi soldi per aiutare tuo nipote che ha investito una donna a Bergamo. Un finto avvocato ha raggirato l'anziana a Giarre. Oltre 30.000 euro il bottino. Sono stati segnalati altri casi nel catanese per quello che si può definire anche un vero allarme sociale. Giarre, Riposto, Mascali. Ecco, il triangolo delle truffe, e non solo, perché l'ultima vittima, una donna di 87 anni, è stata sequestrata in casa con uno stratagemma, impedendole di parlare al telefono per oltre 3 ore, con le utenze cellulare fisso tenute occupate da complici e con la minaccia esplicita che, in assenza di collaborazione, ci sarebbero state ripercussioni per la vita del nipote. Già, il nipote, che nel racconto dell'abile truffatore sarebbe stato protagonista di un incidente stradale a Bergamo, investendo una ragazza e trovandosi anche lui in gravissime condizioni in ospedale ed in stato di arresto. Per sistemare tutto, con accento napoletano, servivano tanti soldi, quelli sottratti alla povera anziana madre di un noto professionista di Giarre. Oltre 30.000 euro il bottino tra contanti e gioielli ed una ferita insanabile nell'animo della vittima, terrorizzata, impietrita e spogliata dei suoi averi. Un modus operandi che nel catanese sta diventando sempre più frequente, tanto che basta fare un giro in centro a Giarre per farsi raccontare esperienze già vissute da altri anziani. Sì, gli dico che i nipoti hanno avuto un incidente o qualcosa, si sentono male e così entrano a casa e aprono le poverette e le rapinano tutte, gli tolgono tutto quello che ha. E anche una comare di mia cugina a Mascali, all'anziana, gli hanno telefonato un carabiniere, non so che cosa gli hanno detto, che aveva la nipote, che era... Comunque sono entrati in casa, a me non mi ha raccontato così, sono entrati in casa e gli hanno rubato sì i soldi, poi lei ha fatto un bonifico, ma qua parliamo qualche 50.000 euro. Un brutto affare, è una cosa impossibile. La prima vittima è stata mia sorella, in pieno giorno è entrata una donna, gli diceva al balcone, io ti conosco, sei un'amica mia, apri. Mia sorella 88 prossimamente ci ha aperto la porta e ci diceva, senta, io non ti conosco. No, come, sono un'amica tua, se l'ha portata fuori al balcone alla lavanderia, l'altra amica è entrata e ci ha preso i soldi e l'oro.
Sul fronte delle indagini, i carabinieri di Giarre hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza con l'obiettivo di risalire agli autori, una banda specializzata che non lascia nulla al caso, studiando nel dettaglio i movimenti delle vittime. E da qui ripartiamo, Marco, per l'ultimo segmento di rassegna stampa regionale. Sì, proprio partiamo da qui, dalla pagina interna della Sicilia, la prima del tomo di Catania, oltre le notizie che poi vedremo legate alla viabilità in città, proprio nel taglio basso si parla di questa notizia ed ecco il titolo: per aiutare tuo nipote dammi soldi e gioielli. A Giarre, anziana truffata da sedicente avvocato, il cui arrivo le era stato annunciato da finti carabinieri, e come abbiamo sentito poi nel nostro pezzo, i carabinieri che hanno in questi mesi intensificato le attività di prevenzione con i vari incontri con gli anziani, raccolta la denuncia, hanno preso possesso delle immagini appunto di alcune telecamere della zona nell'intento di risalire agli autori del collaudato raggiro che abbiamo visto ha interessato purtroppo tanti anziani della zona. Andiamo adesso ancora nelle pagine, nella prima pagina dei vari quotidiani regionali, perché oltre alla finanziaria di cui abbiamo parlato c'è anche altro. Ad esempio, sulla Sicilia, nel titolo sotto la testata, troviamo un'inchiesta sui fondi della regione. Si parla soprattutto di spettacoli, eventi, soldi agli amici degli amici, un sistema trasversale della tabella H4.0, all'interno appunto questa inchiesta con la firma dei colleghi Barresi e Sant'Angelo. E poi la sentenza, ne abbiamo parlato, dell'amore Galeotto, condannata a 11 anni, l'ultima amante di Messina Denaro. Infine abbiamo visto anche il titolo sulle elezioni negli Stati Uniti, Good Morning, col punto interrogativo, il ritorno di Trump molto probabilmente, praticamente quasi definito, o la novità Harris che invece non ce l'ha fatta, ma ne parleremo nella parte dedicata alle questioni nazionali e internazionali della nostra rassegna. Sul giornale di Sicilia, anche in questo caso, la finanziaria, come abbiamo visto, gli 11 anni a Laura Bonafede, la sentenza per quanto riguarda la critica alla scarcerazione, per quanto riguarda la situazione di Barreca, ma anche il ritorno delle province. Il sì in commissione, la maggioranza regge, il voto costerà 5 milioni, questo leggiamo sul giornale di Sicilia. Sulla Gazzetta del Sud, invece, a parte la finanziaria, l'altra notizia che troviamo è quella sul market della droga a Santa Lucia sopra Contesse, con i 24 arresti, e il titolo appunto sotto la testata: l'operazione della squadra mobile di Messina che ha neutralizzato 3 organizzazioni. In 22 sono finiti in carcere, 2 domiciliari, grazie alle indagini individuati gruppi che gestivano lo spaccio di cocaina, crack e marijuana. La base operativa era in un piccolo edificio alle Case Arcobaleno. Questo l'altro titolo che ritroviamo sulla Gazzetta del Sud, oltre appunto la finanziaria di cui abbiamo parlato. Vi abbiamo detto invece che avremmo parlato anche, almeno che i giornali fanno riferimento anche alla situazione viabilità, soprattutto per quanto riguarda la città di Catania. Troviamo l'articolo sia in apertura del tomo della città etnea, appunto della Sicilia, ma noi abbiamo preso la pagina interna. Si parla di via Caronda, arteria importantissima della città catanese, e il nodo legato al Tondo Gioeni, che fra poco vedremo anche dalle nostre immagini. Via Caronda è da escludere la riapertura, e il nodo Gioeni appunto nell'incontro con la terza commissione, la terza municipalità, il vice sindaco La Greca propone altre soluzioni. La simulazione del DICAR prevede traffico più congestionato. Quali possono essere le soluzioni? Passaggi pedonali o un semaforo riposizionato,
insomma è chiaro che questo tema della viabilità in un periodo di grandissimo traffico ovviamente automobilistico, soprattutto in una città come lo sono tutte, congestionata come Catania, fa certamente discutere. Angelo, a te. Grazie Marco, torniamo da te fra pochissimo per riprendere la rassegna stampa, ma stavolta lo faremo con i quotidiani nazionali, ma andremo anche con quelli online, perché chiaramente c'è l'attualità, ci sono le elezioni negli Stati Uniti, cercheremo di capire a che punto è diciamo, la sfida tra Trump e la Harris. Adesso però, come ogni mattina, ci colleghiamo con la Pol Strada del compartimento Sicilia Orientale. In collegamento con noi c'è il commissario capo Marcello Scalia. Buongiorno, ci parla dalla sala operativa proprio della sede della Polizia Stradale di Catania. Buongiorno. Buongiorno a lei direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, ha detto bene, sono in sede di collegamento con la centrale operativa compartimentale della Polizia Stradale della Sicilia Orientale. E vediamo subito quali sono le problematiche di questa mattinata, che si presenta già complessa, sperando che non diventi complicata, in quanto registriamo 2 incidenti sull'autostrada Messina-Catania A18 nei tratti tra Roccalumera e Taormina all'altezza di Letojanni e nel tratto successivo tra Giarra e Cireale. Le nostre pattuglie sono già sul posto, per fortuna si tratta di incidenti non gravissimi e quindi sono in via di risoluzione. Un terzo incidente lo registriamo sulla A20 allo svincolo di Giostra. Questa è una notizia che è arrivata proprio da pochi minuti, l'entità è ancora in corso di valutazione. Per il resto segnaliamo i consueti rallentamenti dovuti al traffico intenso per l'ora di punta, in particolare lungo le direttrici di accesso al centro città e quindi la diramazione della 18 da San Gregorio verso via Giuffrida e la circonvallazione. Segnaliamo un ulteriore rallentamento in tangenziale, sebbene sia stato rimosso il cantiere che in qualche maniera limitava la circolazione allo svincolo San Giorgio. L'ora di punta purtroppo determina rallentamenti dal paese Etnei, dalla barriera San Gregorio fino ad arrivare alla zona di Mister Bianco. Per il resto sulla A19 persiste la chiusura dello svincolo di Enna in direzione di Palermo, con possibilità di uscita allo svincolo Mulinello, uscita consigliata. Sul posto vi è l'apposita segnaletica che dà le migliori indicazioni. Per quanto riguarda i consigli per una guida sicura, con l'approssimarsi delle piogge è opportuno ricordare che è indispensabile verificare le condizioni dei battistrada degli pneumatici dei nostri veicoli e in caso di pioggia in autostrada i limiti di velocità sono ridotti. Questo anche per evitare il fenomeno dell'acquaplaning, ovvero la perdita del controllo del veicolo a causa di ristagni d'acqua che potrebbe ovviamente portare a conseguenze anche abbastanza serie. Dalla centrale operativa della Polizia Stradale è tutto, vi restituisco la linea e l'augurio a voi e a tutta l'utenza di una buona giornata. Arrivederci. Grazie al commissario capo Marcello Scalia, che abbiamo sentito proprio dalla sala operativa della Pol Strada, compartimento Sicilia Orientale. Prima facevamo riferimento al Tondo Gioieni con Marco Carli, e questo è invece proprio questa è l'immagine proprio in diretta di quanto di quello che è la situazione traffico stamattina, traffico rallentato come vedete sia in direzione diciamo Ognina che in direzione Mister Bianco. Evidentemente anche le condizioni meteo, il cielo non si presenta aperto, anzi è coperto questa mattina sulla città di Catania, ma un po' sulla parte della Sicilia orientale. Questo evidentemente porta ad un aumento dell'utilizzo delle automobili, un aumento dunque del traffico. Ci dobbiamo fermare almeno per il momento, una breve sosta, fra poco torniamo di nuovo, staremo con Marco Carli con la rassegna stampa nazionale e internazionale.
Rieccoci, siamo di nuovo insieme. Buongiorno Sicilia, come promesso adesso la rassegna stampa nazionale ed internazionale, uno sguardo stamattina lo diamo chiaramente dall'altra parte dell'oceano, perché chiaramente si stanno decidendo le sorti per il nuovo inquilino alla Casa Bianca. Marco? Eh sì Angelo, lo possiamo dare solo attraverso i siti, perché logicamente non possono i giornali avere le indicazioni di quanto è successo nella notte negli Stati Uniti. Lo vedremo poi da alcuni titoli dei quotidiani. Chiaramente si fa riferimento sempre in apertura alla grande corsa, una grande corsa che però sembrerebbe ha già un vincitore. Andiamo a vedere proprio sul sito del Corriere della Sera con le notizie che troviamo, ed è questo il titolo sul sito del Corriere, dell'importante quotidiano di Milano. Gli Stati Uniti, il voto live, Trump ha vinto anche in Pennsylvania, e chi rompe gli indugi è Fox, la televisione Fox, che dice è il 47esimo presidente. Tra poco il discorso a Palm Beach, mentre Kamala Harris, sconfitta, non parlerà. Andiamo a vedere, a scorrere sempre la pagina del Corriere per farvi vedere, Corriere.it ovviamente, per farvi vedere la notte più lunga, quest'altro titolo, la notte più lunga di Trump, vicino al clamoroso ritorno alla Casa Bianca, e anche il messaggio postato su Instagram da Musk, game, set, match, quando è stato assegnato uno degli stati chiave a Trump. E poi vi faccio vedere questa mappa dei risultati stato per stato. Già da sola dà l'idea di quello che sta succedendo, di quello che è già successo. Nella parte rossa le vittorie, appunto gli stati vinti da Trump, mentre scorre nuovamente perché ci sono degli aggiornamenti ovviamente con i siti, e così tentiamo di farvi rivedere l'immagine. La parte rossa è quella con le vittorie di Trump, quella azzurra invece di Kamala Harris. Curiosamente divisa l'America, West Coast e East Coast, almeno nella parte nord, a favore di Kamala Harris, invece la parte centrale degli Stati Uniti invece per Trump. Stesse notizie troviamo sul Sole 24 Ore, con proprio la notizia di Fox: Trump eletto presidente, Senato, anche il Senato ai repubblicani. Era il timore di avere appunto un presidente da una parte e poi il Senato invece dall'altra. Andiamo a vedere invece cosa titola Repubblica con la diretta. C'è in questo momento, lo vedete, proprio il discorso da parte di Trump. Trump vince anche in Pennsylvania, è a un passo dalla Casa Bianca, i repubblicani si prendono il Senato. Nella notte Trump vede la presidenza, andiamo verso una vittoria netta. Questo è quello che troviamo, mentre appunto il 47esimo presidente sta parlando in questo momento. Noi facciamo vedere invece quello che andiamo a trovare sulle pagine dei quotidiani, perché chiaramente di questo si parla anche sui quotidiani nazionali. Vi abbiamo fatto vedere i siti perché l'attualità ci porta lì. Chiaramente sono aggiornati su tutto quello che è successo durante la notte di questo voto importante negli Stati Uniti. Ovviamente questo voto è l'apertura di tanti quotidiani nazionali, di tutti i quotidiani nazionali. La notte americana, la sfida all'ultimo voto, titola il Corriere che vediamo in questo momento, ma ovviamente note ne abbiamo anche su altri quotidiani che vi facciamo vedere a breve, con i titoli che troviamo appunto sia sul Corriere della Sera che su altri quotidiani, come ad esempio Repubblica con l'America contesa. Ecco qui il titolo che troviamo, con Harris Trump, battaglia negli stati chiave, accuse di brogli con la polizia che smentisce le compagne, e poi la Democratica, Kamala e le compagne, io prima donna per le donne. Sappiamo, insomma, abbiamo capito che
che la cosa è andata in un modo completamente diverso. Sulla stampa, la rivoluzione americana, questo era il titolo che troviamo nelle edicole dei quotidiani nazionali per quanto riguarda la stampa, con le foto dei due contendenti, il mondo allo specchio e la sfida più difficile, che è quella di riunire il paese. Almeno questo è quello che arriva nel commento di Alan Friedman. Questa è la stampa. Su Avvenire, anche qui la situazione è legata appunto agli Stati Uniti, Trump-Harris, Stati Uniti alla conta sul futuro del mondo. E poi c'è una notizia che invece riguarda più da vicino l'Italia. L'Italia là fuori, all'estero 6,1 milioni di connazionali, a differenza di chi resta, crescono al più 9,1%, in salita la strada per i giovani in attesa di cittadinanza, né integrati né stranieri. Questo leggiamo appunto su Avvenire, per cui molti connazionali che tentano di trovare spazio in altre nazioni per avere possibilità di lavoro, perché poi alla fine di questo si parla, di un'Italia che è costantemente in cerca di italiani che sono costantemente in cerca di un'occupazione più sicura e che spesso e volentieri sono costretti a fare le valigie ed andare via dalla nostra nazione. Poi ci sono altre notizie che hanno fatto discutere nella giornata di ieri, oltre ovviamente tutto ciò che è successo negli Stati Uniti e che sta succedendo negli Stati Uniti. A livello interno, a livello nazionale, c'è questo incontro fra il vicepresidente del CSM, cioè Pinelli, e il presidente del Consiglio, e c'è una bufera in questo caso, incontro con Meloni, bufera su Pinelli, Togati del CSM adesso ci riferisca. Fonti del Consiglio dicono che Mattarella, il presidente e il capo ovviamente del CSM, era stato informato, i consiglieri, ma è accaduto appena prima. Insomma, questo incontro fra il Presidente del Consiglio e il Vicepresidente del CSM ha chiaramente creato parecchi scompensi a livello politico. Vi facciamo vedere anche i titoli del manifesto, per esempio sulle elezioni negli Stati Uniti. Torniamo lì, speriamo che sia femmina. La speranza del quotidiano sembra non essere stata accolta. Code ai seggi, tensioni, uffici degli scrutini guardati a vista da polizia armata e a volte droni e cecchini. Gli Stati Uniti scelgono il presidente, sarà un lavoro lungo. Stesso discorso lo troviamo sull'Unità. Si è votato negli Stati Uniti, chiaramente, Let America be America again, cioè ritorna ancora l'America. Ovviamente sarà senz'altro così, bisogna vedere appunto con quale presidente. Sembra, come abbiamo letto anche dalle pagine dei siti, che sarà Trump il nuovo presidente degli Stati Uniti. Grazie, allora grazie Marco, noi ci fermiamo, adesso guardiamo le previsioni meteo e poi continueremo a parlare delle elezioni negli Stati Uniti con il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì insiste un campo di alta pressione sull'Italia, seppur disturbato sul Mediterraneo da infiltrazioni di aria più umida da est, che porteranno maggiore variabilità sul basso versante ionico. Proprio la Sicilia sarà una delle zone più coinvolte dalla variabilità, con maggiori annuvolamenti sul versante ionico, in particolare tra Catanese e Siracusano potremo avere anche degli piovaschi, degli acquarsoni abbastanza significativi. Sarà invece più soleggiato ad ovest e le temperature rimangono comunque nel complesso miti, con massime fino a 22-23 gradi. Anche nella giornata di giovedì ritroveremo un po' di variabilità sia sul versante ionico ma anche su quello settentrionale, con la possibilità di qualche nuovo piovasco, seppur non particolarmente significativo. Sarà invece più soleggiato sui settori meridionali. Le temperature rimangono stazionarie, con massime generalmente comprese tra 20 e 25 gradi. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Potrei dirmi
che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Allora, eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia. Vorrei aprire questo segmento della trasmissione proprio con le pagine del Corriere Online, Corriere della Sera Online, che ci fa vedere e ci mostra di fatto come i grandi elettori, 267 a favore di Trump fino a questo momento, 214 per Kamala Harris, e Trump che parla a Palm Beach dice: sono il 47esimo presidente, renderemo di nuovo grande l'America. Buongiorno a Francesca Alongo, buongiorno professoressa, rettrice dell'Università di Catania, docente di sistema politico dell'Unione Europea. Ci sono un poco di differenze tra i sistemi politici che abbiamo in Europa rispetto anche a quelli che stanno utilizzando, quello che stanno utilizzando gli Stati Uniti d'America per queste elezioni. Come sistema elettorale, sì, il sistema elettorale americano è un sistema tradizionale, antico, ma anche molto complesso, che alla fine riflette la volontà degli elettori, come tutti i sistemi elettorali, ma che in alcuni casi può dare una netta differenza tra il numero di voti e il numero di seggi. Dico, questo certamente non è a favore di uno o dell'altro candidato, perché naturalmente è un sistema che permette a tutti i candidati di confrontarsi, però sicuramente il sistema a volte permette al candidato che ha avuto meno voti in termini di persone, di singole persone, in realtà poi di avere più seggi e quindi di essere eletto. Però, ripeto, questo è un vantaggio-svantaggio che può essere positivo o negativo per entrambi i candidati. Non c'è stata, almeno così sembra. No? Quella gara all'ultimo voto, quella rincorsa, quella suspense che ci si attendeva stando ai sondaggisti, ai sondaggi. Sì, pare di no, insomma le mappe parlano chiaro, c'è un'America, Stati Uniti centro-sud che è abbastanza orientata su Trump, e invece le due coste che sono più orientate su Kamala Harris. Da un lato, forse, a prescindere appunto da quello che ognuno di noi sperava, forse è anche meglio che non ci sia stato questo testa a testa, nel senso che un risultato chiaro ed evidente forse rende più tranquillo l'ambiente post elezioni. Certo, dall'altra c'è anche la realizzazione del fatto che questa campagna elettorale comunque è andata come è andata, anche perché la storia di una dei due candidati, cioè Kamala Harris, è una storia complessa, buttata nell'arena all'ultimo momento, senza che ci sia stata una preparazione importante, come invece c'è stato per l'altro candidato Trump, che insomma si prepara, forse non ha mai smesso di prepararsi. Ecco. Una campagna elettorale un po' zoppa, diciamo così, per la Kamala Harris, sì, perché a un certo punto qualcuno contesta ai democratici questa scelta deve essere fatta prima, molto prima. I democratici hanno avuto la colpa, chiamiamola così, di non aver preparato il post-Biden, di aver permesso a un candidato assolutamente debole quale Biden di imporre la sua presenza, nonostante il Paese e gli stessi democratici avessero sottolineato l'inadeguatezza. Poi insomma Biden ha fatto tante cose, no? L'economia americana nel periodo di Biden è stata un'economia positiva, nonostante l'inflazione, quindi l'immagine che lui dava però di debolezza, persona anziana, anche se non è che Trump sia giovane, però voglio dire, l'immagine che lui ha dato soprattutto nell'ultimo anno avrebbe dovuto spingere i democratici a fare questo passo forse un po' prima. Professoressa, da questo momento in poi, diciamo dal momento in cui insomma, i risultati sono quasi acquisiti, sì, però ormai si attende ovviamente l'ufficialità, ci sarà un cambio di passo quasi a 360 gradi per quello che noi abbiamo vissuto in questo periodo di presidenza Biden con Kamala Harris vicepresidente, perché le idee
per molti argomenti, molti temi, anche a carattere internazionale, soprattutto a carattere internazionale per quello che ci riguarda, ma anche i temi interni negli Stati Uniti avranno come un'inversione a U, siamo lì. Intanto i grandi conflitti, Donald Trump ha sempre detto che in 24 ore porrà fine intanto al conflitto in Ucraina e punta alla fine del conflitto anche in Medio Oriente. Sì, così ha detto. Devo dire che intanto bisogna vedere appunto poi dalle parole ai fatti, dalle promesse alle politiche, però sicuramente il suo atteggiamento soprattutto nei confronti del conflitto ucraino sarà, se seguirà quello che ha promesso, profondamente differente. Certo, bisogna vedere il prezzo che si pagherà per la chiusura di questi conflitti, cioè se la chiusura del conflitto che lui ha annunciato significherà sconfitta per l'Ucraina e vittoria per Putin o una pace come dire, vera. Certo, è difficile capire come riuscirà a risolverlo, probabilmente tagliando la fornitura di armi a Kiev e quindi chiudendo il conflitto non con la pace ma con la sconfitta di chi è stato invaso. Certo, questo per l'Europa potrebbe avere degli effetti importanti perché in questo senso il vittorioso Putin potrebbe anche sentirsi più forte e qui si rischia che le sue mire espansive aumentino, forte del fatto che un'America che risolve i conflitti non perché ama la pace, almeno a quanto dice Trump, ma risolve i conflitti perché assumerà un ruolo, diciamo, di ritiro, di isolamento, sicuramente è una situazione che all'Europa certamente peserà. Prima l'America, dice sempre prima American first, sì, prima l'America. C'è adesso il ritorno di Trump potrebbe riportare, parliamo adesso di economia, ci potrebbe riportare ad alla chiusura, cioè a quello che è stata fino ad oggi l'economia intesa in maniera globale. Adesso per quelle che sono le visioni chiaramente di Trump ci potrebbero essere dei dazi superiori, a questo guarda con attenzione soprattutto la Cina, ma guardiamo anche noi, i nostri prodotti per essere esportati e arrivare negli Stati Uniti potrebbero essere soggetti a delle tassazioni. Sì, questo insomma lo stiamo vedendo, lo stiamo dicendo tutti, a fronte di una situazione di isolamento in politica estera, le tariffe e i dazi saranno sicuramente la politica che porterà avanti Trump. E questo ha due aspetti, perché da un lato sicuramente in Europa, lo sappiamo, porterà dei grandissimi problemi, perché noi siamo grandi esportatori, noi intendo non solo l'Europa ma l'Italia, la Germania, e quindi questo potrebbe creare dei grandi problemi economici, ma questo isolazionismo potrebbe creare anche due altri problemi. Da un lato questa pace di cui parlavamo poco fa potrebbe essere una pace che Trump in realtà allontana, perché se inizia una guerra commerciale con la Cina, la guerra commerciale ha sempre portato poi a una guerra di altro tipo, quindi questa pace che lui chiama in realtà potrebbe essere assolutamente messa in pericolo da questa sua politica di lotta con la Cina, e la Cina in questo momento è l'altra grande potenza che sfida gli Stati Uniti, economica, ma non solo. Abbiamo visto che la Cina ha una potenza anche di influenza su altri paesi molto forte, quindi il protezionismo potrebbe creare instabilità militare anche nel sistema internazionale. E poi questo isolazionismo e questi dazi potrebbero anche comportare un pericolo per l'Unione Europea, perché il pericolo fondamentale non è solo che l'Unione Europea venga colpita dai dazi, ma che gli stati dell'Unione Europea, invece che riunirsi e immaginare una risposta comune, si frantumino e cerchino come dire, delle contrattazioni bilaterali che peraltro nella precedente presidenza Trump sono stati fortemente spinti e incentivati dallo stesso Trump. I temi diciamo sono tantissimi a proposito di questo, di quello che sta accadendo in queste ore negli Stati Uniti. Un riferimento a quelli che sono i grandi temi anche della politica interna negli States, perché la posizione di Trump su alcuni temi,
vedi quelli dell'aborto oppure del divorzio, saranno di grande attualità, torneranno prepotentemente d'attualità negli Stati Uniti. Sì, lo sono già, paradossalmente temi che in realtà sono importanti ma che impattano in maniera diciamo minore su quelli che sono i grandi temi globali come l'economia, sono stati invece nell'agenda, la migrazione, l'aborto, i diritti civili, diciamo così. Però questo è un discorso che si sta svolgendo non solo in America e anche in Europa, si è riacceso il dibattito su questi temi civili. Diciamo che sono in gioco da un lato la continuazione di un processo di sviluppo di diritti civili così come si erano creati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e dall'altro invece una sorta di ritorno ai valori, chiamiamoli tradizionali, anche se molti tradizionalisti poi in realtà non sono neanche d'accordo con questa idea, che hanno probabilmente giocato. Però a mio avviso questa grande vittoria di Trump, perché se così insomma è una vittoria assolutamente non di misura, è stata più legata al suo American First, cioè a questo desiderio degli americani di ritornare a mettere in primo luogo l'interesse degli Stati Uniti al centro delle politiche, forse capendo poco che ormai gli interessi nazionali, e non solo degli Stati Uniti ma tutti gli Stati, sono intimamente connessi con il sistema globale. Però il sistema globale, la cosiddetta globalizzazione, ha fatto anche dei grandi perdenti e probabilmente i perdenti si stanno ribellando proprio votando per i populismi. Due riflessioni prima di salutarci. Ieri il nostro primo ministro, quindi Giorgia Meloni, a proposito della NATO ha fatto una riflessione. La NATO deve avere più centralità europea, forse presagendo quello che poi sarebbe accaduto con il voto negli Stati Uniti. Questo certamente è una considerazione da fare. E poi questo voto ai conservatori può essere un voto di rifugio, prima lei faceva riferimento, cioè quando poi magari i conservatori danno più garanzie al popolo in qualche modo, attenzione, cioè rispetto ai grandi temi. Ma la situazione del nostro governo è una situazione in questo momento difficile, perché da un lato sì, il pilastro europeo della NATO a cui faceva riferimento ieri la Presidente Meloni è comunque un discorso che si porta avanti dagli anni 70 e non nessuna novità, però in questo momento un pilastro europeo della NATO probabilmente appare assolutamente importante, ma un pilastro europeo della NATO significa aumentare le spese militari dei paesi europei, perché il pilastro europeo non può che strutturarsi sulla base di una investimento maggiore, e in questo momento di deficit è difficile che si possa investire ancora di più nella difesa senza tagliare ulteriormente le politiche sociali. Dall'altro il nostro governo è stato molto vicino a Biden, l'amministrazione della Meloni è stata vicina a Biden, e in questo momento quindi c'è il tema di gestire, e questo dovrà fare la Presidente, da un lato le tensioni interne con un alleato pro-Trump e invece una sua posizione del suo partito assolutamente più diciamo equilibrata, e dall'altro gestire le relazioni con la nuova presidenza, perché diciamo che l'atlantismo e l'europeismo sono stati assolutamente due pilastri della politica estera di Meloni, e in questo momento europeismo e atlantismo, che con Biden andavano assieme, in questo momento divergono. Grazie, i temi a sono voi. davvero tantissimi, però potremmo stare qui ore e ore. Grazie alla professoressa Francesca Longo, che è la prorettrice dell'Università di Catania, ma anche docente di sistema politico dell'Unione Europea. Ci fermiamo per il momento, una breve sosta, torniamo fra poco, parleremo di un tema purtroppo di grande attualità anche questo, con l'approssimarsi delle feste di fine anno, l'arrivo del Natale, il caro voli riesplode in maniera prepotente. Tutto questo fra pochi minuti. Buongiorno Sicilia, adesso come annunciato parliamo del caro voli che torna puntuale in questo periodo, manca poco più di un mese e mezzo diciamo al Natale, alle feste di fine anno.
e i prezzi dei biglietti aerei, ma non solo quelli, volano, tornano praticamente, schizzano in maniera davvero prepotente. Per parlare di questo tema abbiamo in collegamento Gianluca Manenti, che è il presidente regionale di Confcommercio Sicilia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie Presidente. Intanto mi pare che un orologio svizzero forse è meno puntuale del Carolo, mi passi la battuta, perché se oggi noi volessimo prenotare un biglietto per trascorrere le festività di fine anno con i parenti, per chi chiaramente vive al nord e vuole tornare nella nostra regione, questi prezzi sono diventati quasi insostenibili. Faccio qualche esempio, lei conoscerà benissimo. Servono circa tra i 416 e i 579 euro per un biglietto Milano-Palermo, per un Milano-Catania tra i 520 e i 586 euro, da Torino tra i 419 e i 523. Questo è, diciamo, chiaramente per singola persona, una famiglia poi non potrebbe proprio permetterselo. La situazione è davvero quasi surreale, incredibile. La situazione è surreale non soltanto nel periodo delle festività, ma lo vediamo quasi ogni giorno. I prezzi dei voli sono sempre alti, la Sicilia è sempre più lontana al contesto, possiamo dire, del territorio in generale. È un problema che tocca, diciamo, al cuore dell'economia siciliana, quindi è un fenomeno che non si limita soltanto a dare la possibilità a raggiungere la nostra isola, ma è un fenomeno, diciamo, che riguarda tutto il futuro del nostro territorio. Quindi diciamo che la possibilità di raggiungere la nostra isola è limitata, e questo è un paradosso, da un prezzo. Invece non deve essere così, non deve essere in questo modo. Gli italiani hanno difficoltà economiche, diventa anche un aspetto anche sociale, diciamo, della situazione, e quindi qua dobbiamo dobbiamo avere un unico denominatore comune, quello di poter veramente abbassare questa tariffa, che non soltanto nel periodo festivo, ora in prossimità di Natale abbiamo visto che vi è un aumento del 20%, e quindi che significa questo? Significa che c'è anche l'impossibilità di far vedere anche l'attrazione del nostro territorio per quanto riguarda le peculiarità del momento. Ma non soltanto questo, è un discorso di accessibilità in Sicilia. Perdiamo tanta economia, perdiamo tanto aspetto sociale, perché le famiglie che vogliono ritornare in Sicilia hanno una difficoltà economica e quindi non possono ritornare ad abbracciare i propri familiari. Quindi è un contesto in cui effettivamente è un problema che, come ho detto poc'anzi, tocca al cuore dell'economia siciliana. E questo lo dobbiamo. Sì, Presidente, chiedo scusa, la interrompo. In qualche modo il governatore Schifani, insomma, il governo regionale stanno cercando di porre un argine. C'è un rimborso del 25% per i residenti che acquistano i biglietti per le tratte nazionali. Ricordiamo che questo sconto non vale quando i biglietti non sono voli diretti, ma sono, diciamo, ci sono due tratte, c'è uno scalo. E questo è un tema. C'è un investimento sempre grande grazie alla Regione che ha messo a disposizione 7,2 milioni di euro nell'ultima variazione di bilancio per incrementare, per sostenere, e poi c'è la possibilità di un rimborso, di chiedere un rimborso sino al 50%, però anche tutto questo chiaramente non consente, non permette di abbattere questi prezzi. Questo è un tema. Nonostante le battaglie fatte dal governatore, le compagnie aeree non si possono, diciamo, in qualche modo arginare, perché sono questi algoritmi che a un certo punto impazziscono, diciamo impazziscono per modo di dire. No,
lo stavo dicendo che il governo sta rimediando con un'approvazione, ancora non è approvato, ma una proposta di rimborso oppure delle politiche, possiamo dire, di calmierare i prezzi. Però il discorso è un discorso culturale. Non possiamo soltanto pensare, e questo è importante, soltanto ai siciliani, ma a tutti gli italiani che vogliono raggiungere il nostro territorio, perché dobbiamo dare la possibilità a tutti di raggiungerci e quindi nello stesso tempo anche noi di poter raggiungere, possiamo dire, il contesto italiano. Questo è importante. Quindi indipendentemente dalle politiche della politica, quindi in questo caso la regione che si sta attivando per il momento, deve essere una questione culturale, quella di poter creare economia sul territorio, e lo si fa anche attraverso il trasporto, quindi è importante. Quindi i prezzi devono essere calmierati, così come è successo nelle Baleari. C'è stato un accordo con le compagnie low cost e con le istituzioni che hanno abbassato le tariffe attraverso anche degli incentivi intelligenti, quali quello dei pacchetti turistici, che hanno dato la possibilità di dare una continuità stagionale a quella destinazione, così come si potrebbe fare di più anche in Sicilia, perché nel momento in cui le tariffe sono molto elevate è normale che si limita, diventa soltanto la Sicilia, diventa anche un territorio dove si può visitare in modo stagionale. Invece dobbiamo creare anche la logica della continuità stagionale, e lo si fa attraverso anche dei progetti mirati, anche attraverso un fondo che può dare dedicato, che può dare aiuto agli operatori turistici. Questo è un modo di pensare per abbassare i costi e le tariffe dei biglietti aerei, e così non abbiamo soltanto un territorio dove si può visitare soltanto in un determinato tipo di stagione, perché sappiamo benissimo che il turista medio spende in Sicilia circa 900 euro tra vitto e alloggio. L'anno scorso ci sono stati circa 15 milioni di visitatori, quindi è una chiave di rilancio questo tipo di logica. Quindi dobbiamo attivare tutta una serie di misure congrue per poter migliorare questo aspetto che oggi tocca il cuore dell'economia siciliana. Presidente, tocca il cuore, dice lei, dell'economia siciliana, ma avete fatto un calcolo adesso molto quanto perderà la Sicilia per queste festività di Natale? È possibile fare un calcolo dal punto di vista turistico, attenzione, cioè con questi prezzi così alti nei trasporti, gli italiani non potranno venire a trovarci, gli stranieri avranno lo stesso problema, immaginiamo, e quindi il settore viene penalizzato fortemente, quello del turismo. Certo, ma non soltanto quello del turismo, del costo, ma anche tutto quello che è l'aspetto economico della nostra Sicilia. Il calcolo l'ho fatto poc'anzi: se un turista medio spende circa 900 euro tra alloggio, ristoranti, prodotti tipici, attività e quant'altro, lo scorso anno abbiamo accolto circa 15 milioni di visitatori, quindi è facile fare un calcolo di perdita. Quindi se a mano con il Caravoli si perde una percentuale non indifferente di questi visitatori, è normale che sia un calo, e quindi abbiamo poco valore che entra nel nostro territorio. Quindi ci saranno dei benefici minimi per la nostra terra. La perdita certamente non sarò io a dirla in termini di numeri, però do la logica in questo momento di quella che sarà la perdita in termini, possiamo dire, di visitatori, che sono stati l'anno scorso circa 15 milioni di visitatori. Il Caravoli non deve essere più nella logica, certo, del nostro pensiero quotidiano, ma deve essere ormai eliminato con un progetto comune, con una strategia economica che possa beneficiare non soltanto i turisti ma anche le famiglie della nostra terra.
Grazie, allora grazie, ci dobbiamo fermare perché il nostro tempo a disposizione per questo segmento è praticamente finito. Speriamo che il governo regionale per la sua parte, anche il governo nazionale in qualche modo venga incontro alle esigenze della nostra regione, si possa trovare un punto di incontro o comunque trovare un accordo in modo tale che non restiamo lontani, ecco, non siamo così lontani, non solo da un punto di vista geografico, ma anche diciamo da un punto di vista economico, possiamo essere facilmente raggiungibili ed essere appetibili e fare ricongiungere anche le famiglie in questo periodo, i giovani che sono soprattutto che stanno fuori possono ritrovare i loro cari. Grazie al dottore Gianluca Manenti che è il presidente regionale di Confcommercio Sicilia. Ci fermiamo qui almeno per il momento, fra poco torniamo e andremo a Siracusa, ci collegheremo in diretta con il nostro Francesco Aloi. Bentornati a Buongiorno Sicilia. A Siracusa piove e lo vediamo subito nelle immagini che ci restituiscono dalla regia. Buongiorno a Francesco Aloi, con te c'è il questore della città di Siracusa, magari ce lo presenti tu, e l'occasione è quella, un'occasione importante perché fra poco ci sarà la cerimonia di scopertura della teca della Quarto Savona 15 che custodisce i resti dell'autovettura, la Fiat Croma di scorta al giudice Giovanni Falcone. Andiamo da te, Francesco. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Noi siamo in una piazza Duomo bagnata, forse anche piazza Duomo fortunata, ci verrebbe da dire, sotto la pioggia letteralmente. Accanto a me c'è il questore di Siracusa, il dottor Roberto Pellicone, buongiorno. E alle nostre spalle, ancora sarà scoperta tra poco, intorno alle 9:30, ci sono i resti della Quarto Savona 15, l'auto di scorta del giudice Falcone è entrata nella storia proprio a causa della strage del 92 che gira tutta Italia. Oggi a Siracusa per la prima volta in città. Questore, avete invitato voi come questura, ci tenevate molto, tantissimi ragazzi delle scuole. Poco fa mi dicevate li abbiamo chiamati quasi uno ad uno per essere presenti. Quanto è importante trasmettere questi messaggi oggi ai ragazzi? Penso che sia fondamentale. Io tenevo molto a aggiungere qua la Quarto Savona 15. L'abbiamo voluto in mezzo alla gente, abbiamo voluto realizzare questa manifestazione in piazza coinvolgendo gli studenti che saranno i veri protagonisti di questo evento. Abbiamo voluto chiamare tra gli studenti per non dimenticare, affinché loro percepiscono, possono toccare con mano quelli che sono gli effetti della mafia, osservando quel che resta della Quarto Savona 15. Noi osserveremo i loro pensieri sulla mafia. Ascolteremo le loro domande a Tina Montinaro, che da anni si batte per portare avanti i valori del marito Antonio Montinaro, che come sappiamo era il caposcorte del giudice Giovanni Falcone. Sarà una mattina molto intensa e ricca di interventi. Mostreremo anche un filmato che abbiamo analizzato, nel quale ripercorreremo i momenti della strage, ma anche le risposte che lo Stato è stato in grado di dare a seguito di questi tragici eventi. Quindi una mattinata ricca, intensa, impegnativa, ma secondo me molto costruttiva, soprattutto per il messaggio che noi vogliamo lanciare ai giovani. E nemmeno la pioggia vi ferma? Nemmeno la pioggia vi ferma, stanno arrivando uno per uno, ce la faremo, anche perché la seconda parte avverrà chiusa all'interno del comune e quindi saranno sicuramente numerosissimi e sappiamo già che hanno preparato questo evento con grande passione, con grande attenzione. I docenti li hanno seguiti e quindi siamo curiosi di ascoltare quali sono le loro impressioni, soprattutto le loro domande e sapere le impressioni e le risposte di Tina Montinaro. A questo evento peraltro è legato un altro evento portato avanti dall'associazione Donatori Nati. Infatti parliamo anche di questo, la donazione del sangue, perché la Polizia di Stato è molto impegnata nel sociale e appunto sottolinea sempre, ogni occasione è buona per farlo, l'importanza del donare sangue e non solo. Sì, come ha detto lei, la Polizia di Stato è vicina ai cittadini, lo fa anche attraverso l'associazione Donatori Nati, che è operativa da oltre 20 anni
Questo evento, questo progetto che è stato chiamato Dal sangue versato al sangue donato, penso sia molto significativo, ed è un evento che vuole intrecciare la solidarietà alla legalità, vuole sensibilizzare i giovani alla cultura della donazione. La Polizia di Stato vuole rendere concreta anche attraverso questa iniziativa la filosofia di prossimità. D'altronde il nostro slogan è esserci sempre, noi vogliamo esserci anche attraverso queste iniziative. Cesco, ti interrompo un attimo solo per evidenziare come i giovani sono importantissimi, sono il futuro della nostra società, il futuro di tutti noi, però l'esposizione dei resti di quest'auto, che è un simbolo assoluto dell'antimafia, sarà a disposizione anche per la cittadinanza. Peccato che c'è la pioggia, però anche i siracusani potranno vedere e osservare qual è il risultato poi delle stragi mafiose, che cosa significa quel tipo di attività criminale. Ha detto bene, la teca rimarrà qua sino alle 17, poi si sposterà, e noi abbiamo invitato tutti i cittadini, approfittiamo anche della vostra presenza per invitare ulteriormente i cittadini a venire in piazza per vedere quel che resta della Quarto Savuara 15. Penso che sia importante fermarsi un attimo a riflettere osservando quel che resta della Quarto Savuara 15. Quindi i cittadini sono invitati, così come abbiamo invitato tutte le scuole di Siracusa. Questore, perché poi oggi, in questi giorni, nell'epoca dei social, spesso tra i giovani si diffondono valori sbagliati, cioè diventano modelli dei criminali, chi incita alla violenza, chi fa video mentre fa risse, mentre prende a pugni un coetaneo, non solo. E quindi diventa ancora più importante questo, cioè tramandare sempre questi valori, la legalità. Gli eroi dei giorni nostri non devono essere quelli che fanno a pugni con i coetanei e non solo, devono essere loro, Giovanni Falcone, La Scorta, Paolo Borsellino e tutti coloro che sono morti per il nostro paese combattendo contro la mafia, Assolutamente giusto? Sì, sono assolutamente d'accordo. A volte alcuni ragazzi, che se Dio una parte dei ragazzi sembra non percepisca il disvalore delle loro azioni, quindi non dobbiamo contrapporre i valori che tanti colleghi tante persone innocenti hanno portato avanti, e colleghi che hanno sacrificato la loro vita proprio in nome di questi valori, proprio della legalità soprattutto. Quindi è bene che i ragazzi, come dire, la gente venga e osservi quello che ci sarà oggi in piazza, proprio per riflettere. Noi vi ringraziamo, grazie per soprattutto le condizioni meteo non facilissime in cui abbiamo realizzato e attrezzato questo collegamento da Siracusa. Che sia una buona giornata a voi, che i ragazzi possano veramente prendere il vero significato di questa giornata e tramandarlo poi non solo oggi e domani, ma nella loro vita, nella vita di tutti i giorni per tutti noi. Grazie a Francesco Aloi da Siracusa, grazie al questore di Siracusa, il dottore Roberto Pellicone. Buon lavoro davvero, grazie, perché c'è tanto lavoro da fare da questo punto di vista, non solo quello che ogni giorno quotidianamente fate per garantire la sicurezza a tutti noi. Adesso sono le pillole, il nostro almanacco in pillole, e poi andremo a guardare le stelle come ogni mattina con Marco Amato. Oggi 6 novembre si celebra la giornata internazionale delle Nazioni Unite per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente in situazioni di guerra e conflitto armato. Nel 2001 l'Assemblea Generale dell'ONU ha istituito tale ricorrenza per sensibilizzare la società sugli effetti dannosi prodotti dalla guerra, non solo su soldati e civili, ma anche sull'ecosistema a causa dell'inquinamento delle risorse idriche e della devastazione di flora e fauna. Ma avete mai sentito parlare di trasformazione in spaghetti? E no, non stiamo parlando di fantascienza. Quando ci si avvicina a un buco nero c'è una regione di spazio che viene denominata orizzonte degli eventi, in cui l'attrazione raggiunge valori talmente intensi che gli oggetti subiscono una deformazione e si allungano formando appunto dei filamenti. Per questo si parla di trasformazione in spaghetti.
E adesso apriamo il nostro collegamento quotidiano con Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Tazzina in tema musicale, perché sì, leggo che oggi parliamo di due, diciamo, delle realtà più importanti del panorama discografico musicale della nostra Italia e non solo, dico io. Allora tu ci hai messo questa tazzina con il pentagramma, con le note praticamente, per introdurre l'argomento di oggi. Esatto, tazzina musicale perché parliamo, come hai detto giustamente tu bene Angelo, di due big della musica italiana. Parliamo di Tiziano Ferro e di Elodie. Entrambi hanno duettato e hanno prodotto un brano che si chiama Feeling. Feeling uscirà l'8 novembre e parla di un ripercorrere le fasi di un amore molto vissuto, molto complesso. Ecco, questo duetto, il brano appartiene a un genere musicale che è rhythmic and blues. Ecco, questa fusion di ritmo assolutamente afroamericano di origine, ma con l'anima del blues, quindi un po' più sentito, un po' più vibrante. Inutile dire che c'è una grande attesa da parte di tutti i fan per questo nuovo singolo di questi due giganti, che vuole rappresentare anche una sintesi caleidoscopica della carriera di Tiziano Ferro e le nuove ricerche musicali di Elodie. Dov'è la compatibilità tra i due? Ebbene, Toro, lei, pesci, cuspide, acquario pesci per la precisione, lui. Come spesso mi è capitato di dire, i pesci sono il segno zodiacale che ha le arti dalla sua, e la musica, in particolare i cantanti, i cantautori pesci, riescono a essere particolarmente vibranti proprio perché i pesci sono il segno dello spirito e che quindi conglobano in sé, nel loro percorso, tutta l'evoluzione di tutta la ruota zodiacale, per cui cantano con l'anima, si esprimono con l'anima. Toro, lei, bellissima assolutamente, segno di Venere, più centrata e più concreta, è come se uno mettesse la melodia e l'altra la struttura musicale. Bene, zodiacalmente mi sembra un connubio perfetto e l'astrologo pensa che sarà assolutamente un grande ennesimo successo. Oggi luna in Capricorno, una luna sicuramente che aiuta Pesci, Toro, ma anche Scorpione e Vergine. Un po' meno chiaramente il Cancro, segno della luna stessa, ma in opposizione. È una luna razionale, è ancora congiunta a Mercurio in Sagittario, quindi c'è una buona dose di razionalità, ma anche di istinto e di fantasia. La fantasia è tipica dei segni zodiacali uraniani, quindi l'Acquario, assolutamente primo tra tutti in questa specialità, oggi gode di una luna particolarmente emotiva che saprà essere particolarmente ricettiva. Cosa fanno gli altri segni zodiacali? Il fuoco li ha. Ariete, il Leone e il Sagittario sono assolutamente invogliati da Mercurio questa volta a essere incredibilmente più comunicativi. Oggi riescono bene tutte le operazioni diplomatiche e comunicative e amicali per questi segni zodiacali, mentre invece lo Scorpione tenterà di utilizzare questo passaggio zodiacale della Luna per rifarsi di qualche piccola disavventura emotiva. Ottimo come giornata anche per i Gemelli, che finalmente oggi respirano un po' di aria di libertà. E detto questo, passando per un Leone che ha tante aspettative al lavoro da soddisfare, auguro a tutti un'ottima giornata e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani mattina. Adesso Marco Carli, torniamo ai giornali, in rassegna stampa, facciamo una finestra sportiva, visto che ieri si è giocato un tema più leggero dopo le elezioni negli Stati Uniti. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport, perché si è giocato in Champions League nella giornata di ieri, si giocherà anche oggi. Ieri 3 italiane in campo, ha perso ancora il Bologna, mentre ha vinto nettamente il Milan. Ma dove ha vinto? E questa è la cosa più importante: in casa del Real Madrid, per cui Milan galattico. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, con Leao che vola e accende il diavolo, a segno ciao Morata e Reinders, ed è la rivincita di Fonseca, l'allenatore del Milan, che è stato tanto criticato fino ad ora per un avvio di campionato messa in discussione più volte, certamente non esaltante da parte dei
rossoneri, che però hanno vinto 2 partite molto importanti, il derby con l'Inter e appunto ieri la partita in casa del Real Madrid. A proposito delle altre invece italiane, pari e rimpianti per la Juventus in casa del Lille, 1-1 con il rigore di Vlahovic che ha pareggiato la rete iniziale dei francesi, mentre stasera tocca all'Inter che gioca una partita importante contro l'Arsenal, squadra storica del panorama calcistico inglese, e Inzaghi dovrà fare i conti perché domenica c'è la sfida scudetto contro il Napoli, per cui ci sarà un po' di turnover in casa nero-azzurra, come dice anche la Gazzetta. Bisogna dosare le forze allora. Grazie Marco, ci ritroviamo chiaramente con te nelle prossime mattinate qui a Buongiorno Sicilia. Intanto come sempre ci salutiamo in musica, perché il 6 novembre ma del 1954 nasceva Pino Mango, il grande Pino Mango, ahimè ci ha lasciato prematuramente. La sua eredità musicale è stata presa dalla figlia, che ci ha regalato il successo di Sanremo, si è regalato la vittoria a Sanremo con una canzone che si intitola La Noia, e noi ricordiamo Mango proprio con la figlia Angelina Mango.